ultime della giornata dell'avvocato Garcea mi pare che ci fosse un codifensore, no? Vediamo. Per Luciano Casamonica, sì, e Lauretta Casamonica. E Lauretta Casamonica. Lauretta classe ce ne sono due, no? No, Lauretta una sola. No, è una sola, sì. E ci basta. Sì. Allora, prego, avvocato. Signor Presidente, signori del Tribunale, in 57 anni di professione, 50 vado per i 58, un processo che mi ha colpito e, devo dire, affaticato mentalmente come questo, ce ne sono stati pochi, perché ho dovuto combattere nella mia mente, nelle mie elucubrazioni anche, contro una serie di considerazioni e di ricostruzioni che sono state fatte dalla Procura. Cioè io ho scoperto, ma l'ho visto in tantissimi altri procedimenti, che la Procura spesso si convince di una certa cosa e poi cerca di aggiustare le cose avanti per riportarla a questo. Per esempio, la cosa che più mi ha scandalizzato è che io sono stata impedita di sentire due testimoni, e cioè Baldini e Migliarini, sulla scorta di una normativa che io veramente, secondo me, è incostituzionale, come tantissime altre cose. Io praticamente ho citato Baldini e Migliarini per poter fare una prospettazione della personalità del mio assistito, che peraltro, tra parentesi dico, non è mai stato ascoltato da nessuno, e quel giorno che doveva sottoporsi ad esame era talmente terrorizzato che ha deciso di non farlo, contro il mio parere naturalmente. E allora, in tutta questa situazione che riguarda il mio assistito, sono state fatte cioè, io ho citato Migliarini e Baldini perché abbiamo fatto accertamenti, non c'era nessuna carico pendente, stiamo parlando del 2021, nessun carico pendente, l'ho citati, e prima di entrare poi c'avevo anche una registrazione di una conversazione che ho fatto io con Baldini, e poi ci ho parlato quel giorno che è venuto citato. Quando si presentano a testimoniare, la Procura esce fuori dice no, non possono testimoniare perché sono indagati per reato connesso. Questa cosa naturalmente mi ha creato dei problemi, perché certamente avrei gradito che il signor Baldini, che aveva parlato con me e che ci eravamo anche scritti, io ho fatto la trascrizione ma il Tribunale non me l'ha ammessa, di questa telefonata, dalla quale risultava perfettamente il modo di essere del mio assistito Luciano Casamonica, che è tutta un'altra persona da quella che è stata descritta in queste carte. In qualche modo il Tribunale mi ha dato ragione, perché dai 30 anni chiesti dal dottor Musarò sono arrivati a 14. E come sono arrivati a 14? Altra cosa. Cioè qui è l'intendimento sottile che vorrei sottolineare. Sono arrivati a 14, circa 14, adesso non dico esattamente 13 e 9, eccetera, con la recidiva. Allora, la recidiva, Baldini e tantissime altre cose che adesso vi illustrerò man mano che parlo, sono state tutte fatte per oscurare quella che è la vera personalità di Luciano Casamonica. Luciano Casamonica io l'ho conosciuto negli anni 90, lui doveva espiare, l'ho accompagnato io per costituirsi al carcere, doveva espiare una condanna di 6 anni e 8 mesi per un omicidio preterintenzionale. E poi questo
commesso nel 90, e poi c'era un altro procedimento, sempre del 91, che era una pena sospesa di 1 anno e 4 mesi. Queste due cose che riguardavano Luciano Casamonica, allora, la prima, quella dell'omicidio preterintenzionale, è stata dichiarata estinta dal Tribunale di sorveglianza. Io ho depositato il provvedimento perché prima ha fatto il suo percorso in carcere, poi ha lavorato come alla semilibertà, quando è entrato nei termini dell'affidamento ha avuto anche l'affidamento, quindi con l'affidamento la pena è stata dichiarata estinta. L'altro, quello di 1 anno e 4 mesi, ha avuto la sospensione condizionale e io ho fatto la declaratoria di estinzione anche cosa. Quindi come abbiano potuto contestargli la recidiva per un fatto del 90 su un fatto del 2018? Cioè effettivamente lì il problema è se fondamentalmente noi in Italia viviamo in uno stato di polizia o in uno stato di diritto. Si sostiene che stiamo in uno stato di diritto, però da tutto quello che io ho visto in questo processo devo sostenere che siamo in uno stato di polizia. Quindi quando poi, tornando a Baldini, quando poi mi hanno fatto recitare Baldini e Migliarini col 214, sono venuti in aula, io non so che cosa sia successo fuori, hanno detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere, quando la prima volta che era venuto Baldini stava per dire come effettivamente stessero le cose. Che cosa c'era scritto? Ancora ce l'ho nel cellulare io, questi messaggi che ci eravamo scambiati. Io gli ho detto, scusi, lei conosce Luciano, l'avevo scritto, ma lei è testimone, è citato come testimone per Luciano Casamonica. Non lo conosco, mi risponde lui, più o meno un discorso di questo genere. Poi alla fine arriviamo alla conclusione di questa. Io perché vi sto dicendo queste piccole cose? Per fare poi tutta la sommatoria per la personalità, questo benedetto articolo 133 del Codice Penale che viene ignorato completamente, sempre nell'ultima parte per quello che riguarda gli imputati, poi viene sempre ricordato per quelle altre cose, comunque a prescindere. Cioè non è che voglio essere polemica, però lei lo sa, io sono nata a Catanzaro, un poco tignosa sono, capito? Che vuole? Nessuno meglio di lei lo può sapere. Allora, il discorso... Confermo per i catanzaresi. Hai visto per i catanzaresi? Lo sanno tutti. Allora, voglio dire, Baldini doveva venire a dire che lui non lo conosceva Luciano, però Migliarini gli ha detto, non aveva i soldi da restituire al fratello di Luciano. Migliarini gli ha detto l'unico che ci può parlare è Luciano, e lui telefonò a Luciano dicendo, se gli diceva al fratello di aspettare. Per fortuna poi questa cosa nell'andamento del processo, questo capo di imputazione è sparito, però voglio dire che questa storia è importante perché nessuno ha avuto, a prescindere dal fatto del 18 luglio che lui si è avvalso una facoltà di non rispondere perché ancora non sapevamo neanche di che morte dovevamo morire, e poi nessuno è andato a dirgli ma tu chi sei che hai fatto, cos'è, confessi, non confessi, c'è qualcosa, no, nessuno, l'hanno sempre ignorato e l'hanno sbattuto a Caltanissetta, dove come voi sapete ci sono state delle problematiche grosse sull'alta sorveglianza, sì, tipo, non dico tipo Santa Maria Capovetere, ma insomma Aximilia, oppure Melfi, eccetera. Allora, il discorso è questo, fondamentalmente, volevo dire, la presentazione di Luciano Casamonica. Luciano Casamonica è una persona che io conosco, ripeto, dagli anni 90 e che ha sempre lavorato. Quando è uscita quella storia dei 20.000 euro, non è stato Salvatore Buzzi a dargli, è stato il Comune di Roma, perché c'era un insediamento Sinti sulla Pontina e praticamente il Comune avevano acquistato i terreni retrostanti, volevano mettere, come poi effettivamente, un altro insediamento vicino
E questo insediamento vicino era di una etnia simile ma nemica della prima, per cui i 20.000 euro che sono stati dati a Luciano non sono stati dati perché sono stati dati perché ha dovuto garantire per un mese, non che gli davano 20.000 euro al mese come 20.000 euro al mese, per garantire per il mese in cui stavano portando queste casette per mettere questo secondo insediamento, di creare una giorno e notte H24, doveva esserci delle persone che controllavano che non avvenissero fatti di sangue o fatti altrettanto gravi. E quindi così è stato. E tutto questo, naturalmente, abbiamo la conferma. Io vedo nei miei motivi, avevo scritto che forse la Corte, se avesse sentito improprio il signor Barcaccia, cioè facendo le domande e con, diciamo, alla luce di quello che era avvenuto in primo grado, io penso che questo processo avrebbe avuto un altro aspetto, un'altra configurazione, ma ciò non è avvenuto. Quindi io naturalmente, voglio dire, mi trovo veramente in una situazione imbarazzante, ma comunque di tutti i procedimenti e tutte le imputazioni che sono rimaste a carico di Luciano Casamonica sono rimasti 3 più 3. Allora, 3 riguardano, la prima riguarda la questione di Alabiso. Spendo una parola per Alabiso, ma solo una parola, perché sicuramente, e non vi invidio, avrete avuto l'opportunità di leggervi queste migliaia di pagine che ci hanno inondato. Alabiso, cioè, non so, sicuramente avrete notato che da tutto quello che tutti i testimoni e gli altri dicevano ai carabinieri, poi venivano in udienza e facevano: ma io questa cosa non l'ho mai detta, ma io quest'altra cosa non l'ho mai detta. Poi invece effettivamente ho scoperto, e questa è un'altra scoperta mia sempre dall'anzianità, che praticamente molti di questi non abbiamo mai sentito gli audio, abbiamo sempre visto le trascrizioni. La dottoressa, la presidente Capri, ai PM gli ha accettato tutto, a me non mi ha accettato quasi niente, se non quelle 2 fatture di Mondo Convenienza per Lauretta e quell'altro dell'iperceramica. Non mi ha accettato altro, mi ha rifiutato tutte queste produzioni che volevo fare, eccetera. Allora praticamente che succede? All'avviso praticamente viene a testimoniare e tutto quello che aveva detto viene modificato come tutti gli altri. Per finire, perché ho scoperto che succedeva questo? Perché avanti alle risposte che erano trascritte ma non audio sentite, scusate il calambur, erano tutti ADR, ma se io faccio una domanda e quello mi risponde alla domanda, tu mi devi scrivere che domanda gli ho fatto, perché la risposta è in base a quella domanda, ma non una dichiarazione spontanea come si è voluto sostenere. Allora, la storia di Alabiso. Alabiso a un certo punto, quando viene in udienza, dice che Luciano l'ha visto qualche volta nella sua vita, non gli ha mai chiesto i soldi, ha soltanto, e c'è una parte della testimonianza, quando lui parla con Romina, una intercettazione, quando parla con Romina Casamonica all'Abiso, e Romina gli dice: Luciano tante cose non le sa, perché lui era quello di cui si servivano tutti per farsi fare i favori. E questa cosa all'Abiso, naturalmente, cioè, tra l'altro ci sono delle cose allucinanti. All'Abiso si è venduta la casa, credo nel 2012, 2011, 2012, eccetera. Lì parliamo del 2018, 2017, 2016, ma ancora stiamo a pensare alla casa che si era venduta 5 anni prima. E poi i soldi gliel'ha prestati un'altra persona che stava in carcere e andavano a chiedere i soldi. Questo dice, ma la prova provata di tutto questo non c'è. E c'è soltanto questa storia che all'Abiso ripete
Cioè a pagina 443 della sentenza riporta la dichiarazione di Loiacono che dice che non è vero che ad Alabiso è stata mai mostrata una foto in cui dà 15.000 euro a Luciano. Probabilmente questa foto non c'è. Il discorso è questo, per esempio. Oppure dice: ma io l'ho visto qualche volta ma non mi ha mai minacciato, mai minacce, cioè. Questa è la situazione. Come si può fare una condanna per questo capo di imputazione, non solo, ma con l'aggravante della cosa, del clan. Guardi, gli hanno fatto di tutto e di più. Come sono arrivati? Come hanno fatto arrivare a 14 anni? Sempre con quella famosa questione della recidiva che non esiste secondo me, e questa è una storia che andrà, secondo me, se c'ho tempo, il Signore mi dà ancora vita, arriverò pure in cosa, parlerò con Cesare Mirabelli e Nanni Flick, vediamo se riusciamo a fare qualcosa in Corte Costituzionale, perché non è possibile questa cosa, non è possibile. E questa è la questione di Alabiso, quindi per Alabiso io chiedo l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, cioè non lo ha commesso o non lo ha commesso, Millo l'ha scelta, anche col 530 secondo comma, ma comunque non, lo faccio proprio tirato, ecco, mi punge ma lo faccio, il 530 capoverso. Poi il Tribunale ha assolto Luciano dall'associazione, dal capo A dell'associazione. Infatti la richiesta del procuratore era di pressoché 30 anni, ma ha lasciato questa associazione mafiosa, ma cioè tanto per lasciare l'associazione mafiosa bisogna partire dal principio che si tratta di una mafia, ma non si tratta di una mafia. Se noi guardiamo tutti i processi che sono stati fatti dai Casamonica in tutti questi anni, vediamo che tutto è meno che una mafia, perché ci sono varie famiglie, cioè quelle ricche, quelle povere, quelle mezzo, quelli che fanno impicci, quelli che lavorano. La famiglia di Luciano Casamonica, il padre Armando Bonanima, faceva il guardiano notturno e aveva anche il porto d'armi. Fra l'altro aveva un preziosissimo fucile a casa che poi durante le perquisizioni è sparito. Comunque questo qui lo dico e qui lo nego, tanto sono passati tanti anni e non c'è. E Luciano faceva il fabbro quando è successa la prima cosa nel 1990, e anche lui aveva il porto d'armi. Quindi questo significa che è una famiglia diversa dagli altri. Poi purtroppo la miseria, i condizionamenti, la frequentazione, perché abbiamo la Romanina, Porta Furba, abbiamo anche via Garofalo, abbiamo una serie di le ville, quella lì che la sindaca Raggi ha sequestrato, alcune le ha fatte pure demolire con i rubinetti d'oro, con tutte le altre cose. Questo abbiamo, ma sono tutti diversi. Luciano, io voglio aprire una piccola parentesi su questa cosa. Luciano, ogni tanto passava dallo studio, ma senza problemi, perché per salutarmi, poi per esempio mi aveva portato la sorella Lauretta, che aveva avuto dei problemi perché la figlia grande aveva fatto una fuitina, insomma tutte queste cose qua, ma i nostri rapporti sono rimasti rapporti amichevoli, non per quello. Quando è stato arrestato, io conosco un maresciallo dei carabinieri che si chiama De Giovannis, il quale aveva perseguitato un mio assistito tantissimi anni fa, vi dico anche il nome, si chiama Alfredo Salvati, che è un mulatto, anzi lui stesso si autonomava il Negretto, lo perseguitava
E quindi ci avevo litigato, poi avevamo trovato, all'epoca lui stava prima, De Giovannis è stato prima a Trastevere, dove io conoscevo degli altri ufficiali e sottufficiali, e poi è passato ad Ostia, e nel momento in cui è avvenuto l'indagine del 2008-2009 su tutti i Casamonica, Spada, eccetera, di Portafurbo, eccetera, lui all'epoca stava ancora, se non sbaglio, stava ancora a Trastevere. Quell'operazione del 2009, che ne possano dire altri colleghi, posso dire, forse colleghi, sì, o altre persone, nel 2009 l'operazione che ha portato in carcere i cugini l'ha fatta l'ha fatta il luogotenente Grutta D'Auria, che adesso è diventato ufficiale, è andato anche in pensione, che io conosco da tantissimi anni, e mi ha raccontato di tutta questa vicenda che praticamente ha portato in carcere tutta la famiglia di Giuseppe Massimiliano Pasquale, cioè tutti questi, e di cui parla la Cerreoni, fra l'altro, che faceva parte della famiglia e che aveva dei bambini che teneva all'Infernetto, fra l'altro, e penso che ci fosse un rapporto fra, ma questo io non lo so per certo, so per sentito dire, fra la Cerreoni e De Giovannis, ma questo è un altro discorso. Quando nel 2018 è stato arrestato Luciano Casamonica, mi ha telefonato, che lui a quell'epoca era passato pure all'altra caserma, quella dell'Eur, mi ha telefonato dicendo, guarda, se ti serve, io so tutta la storia di Luciano Casamonica e posso venire a testimoniare se vuoi. E io ho detto, aspetta, fammi vedere come avvengono le contestazioni, eccetera. E quindi lui mi ha telefonato e mi ha detto sì, e mi ha spiegato che cosa era successo. Quando lui, siccome lui era uno che andava a beccare tutte le persone, cioè, ha saputo che lui faceva il buttafuori, Luciano faceva il buttafuori al Palacavicchi, ha detto, un Casamonica al Palacavicchi, sicuramente c'è qualche cosa di losco sotto, e ha cominciato a frequentare questo Palacavicchi, ci ha portato anche la moglie, insomma, conclusione, ha capito che lui faceva il buttafuori, però non era neanche convinto, dice, può essere che la notte fa il buttafuori, fa qualche altra cosa, mi ha confessato, e l'ha pure detto qui in udienza, e l'ha seguito una notte per vedere dove abitava. E non abitava a Portafurba, perché lui dal 2011-2012 è andato via da Portafurba, perché stava a Pavona, Luciano, e c'ha 2 bambini, uno del 2012, uno del 2013. L'ha seguito e l'ha postato fino a che la mattina dopo ha visto che lui usciva vestito da giardiniere. Io ho depositato anche l'incontratto che lui aveva come giardiniere, e andava a lavorare durante la giornata. Quindi Luciano andava a lavorare sempre, ha sempre lavorato, poi naturalmente alti e bassi, può essere che ha perso il lavoro ed ha trovato un altro, però ha sempre avuto un comportamento tale che tutti, compreso Barcaccia, perché la principale difesa di Luciano Casamonica è Christian Barcaccia, che racconta tutta la sua storia. E praticamente lo chiamavano perché faceva sempre da pacere. Il discorso, per esempio, di Coppola, ecco, questo il capitano Ioloiacono, quando io l'ho controinterrogato e gli ho detto, ma voi avete fatto delle indagini su Coppola, eccetera? Dice, no, ci siamo attestati a quello che ci aveva detto lui. E che cosa faceva Coppola? Coppola non si prestava i soldi da Luciano. Coppola faceva una specie di DJ con una società che organizzava eventi, e praticamente aveva chiesto a Luciano, che conosceva, se gli trovava delle persone che gli potevano fare la serata a 120 euro. E uno di questi era il fratello di Luciano, Consiglio,
che stava sempre scannato, che non c'aveva mai soldi, eccetera. Allora, praticamente, quando io chiedo al capitano se loro hanno fatto questo accertamento, lui ha detto noi non sappiamo niente, ci siamo soltanto limitati a quello. E tornando a Coppola, il discorso è questo. Quando c'è stato fatto un OCP su Coppola, che è nel fascicolo, e si vede benissimo che nell'incontro con Luciano è Coppola che si nasconde, non Luciano, primo. Secondo, Luciano gli ha detto, per piacere, vedi, dagli questi soldi al Consiglio che mi sta rompendo l'anima, ma perfino accusato di essere d'accordo con te. Stessa cosa che è successa nell'altra volta, quando Lauretta, che ha detto a Luciano, ha detto a Baracaccia che era d'accordo che Luciano era un personaggio strano e che quindi non bisognava ritenerlo perché mi pareva che... Cosa stiamo verbalizzando? Sono io che disturbo. Ah, no, mi dica, avvocato Naso. Ho bisogno dei numeri dei due imputati. Ah, ho capito, va bene. Dobbiamo dare la sua presenza? Non c'è bisogno. Va bene. Dove ero rimasta? Parlavamo di Coppola. Quindi Coppola praticamente addirittura è stato dal fratello accusato di reggergli le cose a Coppola e ha detto per piacere, vedi di dargli questi soldi. E queste sono le telefonate, nessuno imbroglia, nessuno mette. Perché non sono state lette bene le telefonate? Perché sono state modificate delle cose? Perché ci sono quelle risposte a domanda risponde? Io ho visto in tutto questo lavoro, diciamo, della Procura, ho visto come un voler approvvigionarsi di prove che non sono prove e non sono neanche indizi a volte, la maggior parte delle volte. Quindi questa questione di Coppola è mai venuto qua, aveva altri procedimenti, sì, risulta tutto per tabulas. Perché Luciano, che fra l'altro, come dice che a Barcaccio non ci aveva mai un soldo, doveva prestare i soldi a Coppola, e chi glieli dava? E perché gli doveva dire dagli i soldi a mio fratello? Ma per quale motivo? Non c'è assolutamente... Ma come faceva poi a fare un prestito a Coppola? Perché deve essere assolto, perché il fatto non si sottolinea l'impossibilità di commettere quel reato da parte di Luciano. Si sottolinea altresì che il comportamento sfuggente negli incontri dipendeva dalla Coppola e non da Luciano, e Barcaccia ha escluso categoricamente il fatto del prestito, così come richiesto dall'imputazione, ma uno o due episodi sporadici in 25 anni di amicizia e per poche centinaia di euro, insomma, e quindi per cifre che si possono definire ridicole. Fra l'altro c'è una cosa importante che volevo leggervi, che praticamente per poter fare, questo sto parlando dell'altro capo, quello dell'abuso del credito, no? Dunque, nel reato di esercizio abusivo del credito, il rapporto tra i soggetti deve essere paritario, questo lo dice la Cassazione. Se la parità tra chi presta i soldi e chi li riceve è alla base della fattispecie, come si può contestare l'aggravante del metodo, fra l'altro del metodo mafioso? Queste sono tutte le ragioni che mi inducono a chiedere l'assoluzione anche per il capo di imputazione relativo al credito, sia per Barcaccia, sia per Coppola, e sia addirittura un tentativo. Come si può configurare il tentativo di fare un credito, cioè di abusare di fare prestiti? Come si può? Un tentativo. È una contraddizione in termini, Presidente, e qui il discorso c'è. Poi,
ancora andiamo avanti, all'avviso l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Adesso poi rimangono i capi di imputazione che Luciano ha insieme alla sorella Lauretta. Intanto questi capi di imputazione, io ricordo perfettamente che c'era Barcaccia, era proprio lì, e gli ho chiesto, senta Barcaccia, lei sa di che cosa è imputato Luciano? Questo sta nella trascrizione dell'interrogatorio di Barcaccia. Lei sa di che cosa è imputato Luciano Casamonica nei suoi confronti? Che reati gli vengono contestati? E lui ha risposto no. Bene, ho detto, gli hanno contestato che lui avrebbe fatto un'estorsione e anche una tentata estorsione nei suoi confronti. E lui ha risposto mai. Io, dice, Luciano è un mio amico da 25-30 anni, non è mai successo. Poi, per esempio, a Barcaccia che ha portato? Che cosa ha portato? Ha portato degli appunti, non ha portato una fattura, non ha portato niente, nulla che possa sostenere quello che ha detto ai carabinieri. E poi è possibile che uno lo chiudono per 3 giorni in una caserma ai carabinieri e dice tutte cose che poi quando viene interrogato nega. E non solo in questo processo, perché io mi sono trovata per caso in un altro processo di Barcaccia e la stessa cosa, quello che c'era scritto nelle carte non corrispondeva a quello che lui diceva. Ma diciamo, il nostro processo è orale, è al dibattimento, la prova si forma al dibattimento o si forma nelle cose. Perché, tornando al discorso di Baldini, loro erano indagati di reato connesso? Nel 2016 sono stati indagati per false dichiarazioni al PM. Secondo me è una cosa scandalosa questa. Cioè loro sono andati a dire come stavano i fatti, siccome non gli piacevano erano false. E questo discorso, io lo faccio da avvocato questo discorso, però voglio dire, ne ho viste tante, ma com'è possibile questa situazione? Poi in tutto il processo è stato voluta, hanno posizionato Luciano Casamonica prima come socio del suo nemico giurato che si chiama il cugino Giuseppe e poi anche da solo, ma io non ho visto una sola, neanche un indizio di quello che, se no lui che diceva guarda vedi di restituirgli queste cose per favore, ma dagli cose se no mi mettono in croce eccetera. Ha sempre lavorato, ha 2 bambini, ha pure litigato per questi fatti, ha perduto, non l'ha più visti perché non hanno i soldi per andare a trovarlo a Caltanissetta, ma lo sapete voi, io veramente siccome gli sono molto affezionata perché lo conosco, che è un bravo ragazzo, un giorno è venuto a studio, mi ha detto avvocato devo andare a chiedere a mia madre 50 euro perché devo comprare i pannolini per i bambini, cioè io lo conosco bene. Non è possibile che tutta questa melma che gli è stata buttata addosso abbia un minimo di corrispondenza. Poi lui erano 6 anni che abitava, dal 2012, più di 6 anni che abitava a Pavona. Poi un'altra cosa per esempio scandalosissima secondo me, scusi il termine ma è brutto, scandalosissimo, ma in questo caso lo è, il fratello del padre era Vittorio Casamonica. Il fratello del padre era Vittorio Casamonica. Lui era attaccatissimo allo zio, è andato al coso, ma che è un reato organizzare un coso secondo le usanze dei gruppi sinti, dei Rom. E lui è andato, ha portato a spalle perché a lui, allo zio, era affezionatissimo, era il fratello del padre. Cioè, voglio dire, Presidente, signori della Corte, io francamente devo dire, per questo ho iniziato dicendo che è una cosa che mi ha fatto soffrire molto, io non ci ho dormito la notte per queste cose.
e più mi arrabbiavo e meno dormivo. È così, perché conoscendo le situazioni di fatto incontrovertibili a cui avevo assistito anche personalmente. Un attimo solo che devo prendere un po' d'acqua. Ho preso il Froben, ma non è bastato. Dunque, poi voglio dire, altro elemento particolarmente sgradevole, il fatto dei 2 collaboratori. Allora, ma vi pare che uno che tradisce l''ndrangheta può non tradire i Casamonica? E perché? Perché si deve creare una riparazione, si deve proteggere da tutto, dagli uni e dagli altri. Ecco perché ha avuto quei trattamenti di favore che ha avuto Fazzari. Fazzari praticamente ha detto cose riferite. A lui non gli risulta assolutamente niente di persona, non ha mai visto Luciano fare qualcosa. Ha solo raccontato relata refero. E questo è il discorso. E poi c'è stato 2 mesi. Ma vi pare possibile che uno che sta a Portafurba per 2 mesi sappia tutto, vita, morte e miracoli, da quando sono nati questi fino a quando sono morti? Ma non è possibile questo. E poi ci sono i litigi sotterranei e tutte le cose, le differenziazioni che ci sono. La Cerreoni, a parte le sue problematiche personali, eccetera, Luciano l'ha accompagnata, cioè questo dimostra ancora una volta che l'ha accompagnata a vedere i bambini che stavano all'infernetto, l'ha accompagnata al carcere per trovare il suo compagno. Cioè, voglio dire, oltre questo, che cosa gli può dire a Luciano la Cerreoni? Sempre relata l'eforo, perché lei non l'ha mai visto che lui ha commesso qualche cosa, perché lui non l'ha fatto. Perché lui stava da un'altra parte, perché lui aveva una ragazza, una compagna incensurata. Ma voi lo sapete che gli hanno sequestrato tutto a quella poveretta, con tutto che ho dimostrato che la sua macchina era una permuta, che ha permutato quando è nato il primo bambino, e gli hanno sequestrato tutto, e i soldi, con tutte le prove che ho portato, li hanno sequestrati lo stesso. Cioè, io francamente dico, rimango esterrefatta come si possa gestire la vita delle persone in questo modo. Luciano io non lo vedo dal 18, perché sta laggiù. Un giorno solo sono riuscita a fare una cosa perché sono branata con le apparecchiature, con la tecnologia moderna, ma insomma non riesco proprio a capire. Sta laggiù, sta isolato, non ha visto più i bambini. Ma secondo me queste sono forme di tortura, ma non è vietata la tortura in Italia? O ancora andiamo col discorso dello stato di polizia? No, non è possibile questa cosa. Perché hanno addirittura ipotizzato che Luciano potesse avere contatti per fare arrestare i cugini o altre cose. Ma com'è possibile che uno che fa l'informatore o cosa, com'è possibile che stia 4 anni e passa, adesso siamo già luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, abbiamo 4 anni e 4 mesi chiuso dentro quella cosa, dentro quel carcere di alta sorveglianza e con l'impossibilità di vedere i parenti. Mi scusi, avvocato Naso, ha finito la conversazione? No, perché si sentiva questo brusio di sottofondo. Va bene così, grazie. E questo, cara Presidente Rinaldi, io veramente certe volte, non lo so, può darsi pure che io non credo di sbagliarmi, francamente. Non sono presuntuosa, lei lo sa, sono sempre stata umile nella mia vita, però ho visto delle cose incredibili in questo processo, incredibili, Presidente, incredibili. Io non so veramente come si possa essere arrivati
La Cerreoni stessa ha detto che non viveva più a Portafurba. Ma allora scusate tanto, ma com'è possibile che abbia continuato la convergenza? Cioè, il procuratore, adesso non manco lo nomino, ha parlato della cosiddetta convergenza del molteplice. Ci ho fatto un sacco di fatica per capire che voleva dire la convergenza del molteplice. Ma per fare la convergenza ci vuole il molteplice? Mi sono domandato. E dove sta il molteplice? Le chiacchiere? E questo è il discorso. I pettegolezzi? L'odio che c'ha il cugino nei suoi confronti? È questo? È questo il molteplice? Se è questo, francamente, andare a prendere tutti questi anni e perdere la famiglia e perdere tutto, come ha fatto lui, francamente mi pare veramente inaudito. Allora, un attimo. Le dichiarazioni di Fazzari e Cerreoni convergano, peccato che siano frutto di un mix tra interpretazione e sentito dire, prive di alcuna efficacia probatoria, e che questa cosa l'ha detto anche, udite, la sentenza di primo grado. Quindi quando dai 30 anni ha scalato ai 14, pur abbondanti, eccetera, praticamente come si fa? Io, guardi, veramente rimango certe volte senza parole. Per tutti questi motivi la soluzione di Casa Monica del reato di associazione deve essere proprio la palissiana, perché non è possibile dare a una persona, su base di neanche indizi, cioè puntarlo in questo modo. In tutti i procedimenti ci hanno messo questa associazione mafiosa. A me mi sembra un balletto di quelli là strani, degli elfi, ecco, il balletto degli elfi, eccetera. Poi, naturalmente, il cugino si è esibito. Io ricordo una cosa che mi ha fatto impressione una volta, perché stava sempre a parlare, aveva una sedia piena di fascicoli e lui parlava, questo odio profondo per un terreno che praticamente c'era la causa civile. Ma perché c'era la causa civile? Perché dovevano mettere in mezzo a Luciano? Io non lo so, francamente. Poi parliamo un attimo, continuiamo con Barcaccia, perché Barcaccia è il clou, e c'entra anche questa questione di Lauretta. Lauretta Casamonica ha preso più di 8 anni per una cosa che non ha commesso, cioè sulla base esclusivamente di questa invenzione della Procura di Roma delle larvate minacce. Larvate minacce significa una cosa differente da quello che risulta nelle trascrizioni, negli OCP, nelle telefonate fra le telefonate fra di loro, le telefonate con Luciano, le telefonate. Lei è andata. Allora, se voi guardate di tutte le cose, a un certo punto Barcaccia dice che Lauretta gli aveva dato 15.000 euro. Poi dice che quelle altre cose gliel'aveva pagate pure a parte. I 15.000 euro gliel'aveva dati in acconto su una camera da letto che costava 19.000 euro. Io una camera da letto non me la sono mai, che costa 19.000 euro, non me la sono mai sognato. Che praticamente aveva gli abajur, i comodini, aveva sempre tutto pagato. Il discorso delle bomboniere, 11.000 euro, 6 bomboniere, cioè voglio dire, è una cosa impensabile. E poi a un certo punto, quando Barcaccia parla di Luciano, dice che si conoscevano benissimo, eccetera, e che praticamente lo dice e non lo dice. Io, quando gli ho fatto la domanda se era vero che Luciano era andato insieme ai suoi operai per montare dei faretti dentro un locale notturno,
E lui dice sì, però mi ha aiutato anche altre volte perché lo chiamavano. E mi dice la compagna l'ex compagna di Luciano, che mentre stavano tante volte a pranzo, eccetera, lì a Pavona, telefonava a Barcaccia e lui si scapicollava perché aveva bisogno di lui. L'ha sempre aiutato. Ma come si può dire che una persona che ti conosce da 25 anni e che continua a trattarti e che ti chiama ancora per farti i favori, eccetera, che tu gli porti i clienti, gli altri due cugini che gli ha portato, come puoi pensare che gli abbia fatto un'estorsione? Cioè i capi di imputazione dell'estorsione di Luciano nei confronti di Barcaccia sono annullati, ma non c'è manco la questione del clan, eccetera. Sono annullati perché non gli ha fatto mai nessuna estorsione. Un giorno gli ha chiesto 20 euro perché non c'era la benzina e risulta per tabulas questo. E quando Barcaccia dice in tutta la mia vita l'ho visto a Luciano, l'unica volta che gli ho visti i soldi è stato quando gli hanno dato quei 20.000 euro per il fatto delle cose di Via Pontina, no? dei due insediamenti rom. Quindi mi sembra tutto come se fosse la realtà da una parte e sopra le idee di Platone, proprio molto distanti, molto più distanti di quelle di Platone. Cioè non c'è corrispondenza. Quello che dice Barcaccia è la verità su Luciano. È la verità su Luciano. Poi ogni tanto c'era qualche pungolamento, ma come si fa? Questo che ha detto, quello che gli hanno fatto dire. Su quello che gli hanno fatto dire, che ha detto ai carabinieri o altro, c'è per esempio la moglie di Migliarini, che non mi ricordo come si chiama, che quando viene a testimoniare, a un certo punto dice mi hanno tenuto 4 ore e alla fine tutto quello che mi hanno dato ho firmato. E così succede. E questa è la verità, perché una persona che è al di fuori da tutto questo giro, eccetera, viene a dire questa cosa. E quindi è vera questa. Li tenevano ore, 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 e poi alla fine gli mettevano sotto. Ma perché non abbiamo sentito mai l'audio di queste? Ma ve lo siete posti questo problema? Solo le trascrizioni? Perché? Perché? E questo è un discorso. Poi, per esempio, Luciano è stato arrestato 17 luglio 18. Il 2 luglio 18 Barcaccia telefona a Luciano, come se avete visto nelle trascrizioni, amò, te so, cioè, telefona a Luciano e gli dice guarda che cosa mi hanno fatto, e gli trasmette una perquisizione che era stata fatta a casa di suo padre e che aveva registrato la sua compagna e gliel'aveva mandata e gliela trasmette a Luciano e gli dice tesoro, hai visto, o amò, non mi ricordo se amò, tesoro, hai visto che cosa mi hanno fatto? E questo avveniva il 2 luglio e il 17 luglio è stato arrestato Luciano. Ma se queste poi ad agosto va a essere sentito dai carabinieri nella caserma di Frascati. E che cosa succede? Escono fuori delle cose che poi ha negato durante l'interrogatorio e il controinterrogatorio. Cioè, io vorrei inserirvi il dubbio che tante cose che sono scritte potrebbero non essere rispondenti alla realtà, perché se abbiamo una mente, no? Una mente cogitante, cioè, delle cose sono talmente assurde che non è possibile prendere in considerazione che siano vere. Per esempio Lauretta che cosa fa? Lauretta secondo me fra l'altro come il fratello è la più disgraziata di tutti. Lei è sposata con uno Spinelli, aveva
aveva preso dei soldi, mi pare 31.000 euro per un incidente che aveva avuto, avevano investito, avevano preso una tintoria facendo debiti che pagavano mese per mese, e infatti nessuno ha parlato della testimonianza della Costantini. Simona Costantini, che lavorava nella tintoria, è venuto a dire tutto. Dire per esempio come faceva Barcaccia a dire che gli aveva dato 120 metri quadri, 110-120 metri quadri di pavimentazione per una casa che sono 70-80 metri quadri massimo. Non era possibile. E poi come faceva ad essere che gli avevano dato queste mattonelle quando io ho portato e ho depositato, che grazie a Dio me l'hanno fatto depositare, la cosa dell'iperceramica dove aveva comprato il pavimento. Quindi in tutta questa storia ci sta il vero e il falso, ma il vero, secondo me, se seguiamo una linea di innocenza, perché la presunzione di innocenza mi pare ancora esiste, insomma, in qualche modo, praticamente non corrisponde, assolutamente. Ma come fai a dire che è venuta con un camion a prendersi 120 metri di quadri di mattonelle quando lei l'ha comprata iperceramica? Perché mi dici che gli hai dato la camera da letto quando lei l'ha comprata a Mondo Convenienza? Cioè io francamente sono delle cose che non... Come ho potuto? Io per fortuna qualche cosa nel primo grado è stato fatto, però non mi hanno impedito di depositare, per esempio, quel video con tutte il video della perquisizione al padre di Barcaccia. Io avevo fatto fare la trascrizione, avevo fatto scrivere e riportare da un consulente della procura, fra l'altro, perché io mi servo solo di quelli. Niente, non me l'hanno accettato, mentre invece alla procura il tribunale accettava di tutto, di più, insomma, anche cose che non avrebbe dovuto. Comunque, lasciamo perdere, che sono considerazioni di un avvocato stressato. Poi, quando Luciano fu arrestato, e Lauretta era ancora a piede libero, diciamo, andò da Barcaccia dicendo: guarda Cristian, che è stato arrestato Luciano, gli possiamo dare una mano, vediamo se possiamo aiutarlo in qualche modo, eccetera. Quindi non c'era, Luciano era già dentro quando lei gli ha chiesto questa cosa, gli ha chiesto di aiutarlo. Poi l'hanno arrestata successivamente e praticamente l'hanno distrutta, perché sapete, non so se avete letto alla fine, quando già c'è anche nella cosa, neanche nel dispositivo, la restituzione delle macchine, delle cose, eccetera, la restituzione delle cose che erano state sequestrate, eccetera. Quella restituzione hanno avuto pure la faccia tosta, e questo lo dico e lo sottolineo e sono pronta a ripeterlo davanti a tutti. Sì, ma è soltanto... Sì. Hanno avuto anche la faccia tosta di dire che... Stavo parlando no, di questo. Mi sono distratta, scusate un attimo che faccio un telefono. Che praticamente di quella della tintoria che avevano, hanno restituito al suocero, che era l'amministratore, alcune quote. Perché? Perché non avevano, cioè hanno sequestrato la tintoria, non hanno pagato l'affitto e naturalmente hanno svenduto tutta l'apparecchiatura e quindi sono rimasti, come diciamo a Catanzaro, senza Filippo e senza Panaro. Sono rimasti così, senza niente. Praticamente che è successo? Il marito di Lauretta sta diventando cieco, ma voi non sapete l'altro che è successo. Il figliuolo di Lauretta è anche disabile
E quindi che sono andati un giorno i carabinieri, l'hanno seguito, l'hanno terrorizzato. Io ne ho parlato col colonnello Flocker, perché l'hanno seguito, quando usciva da un negozio gli hanno perquisito, l'hanno terrorizzato quel ragazzino. E tutto questo però, naturalmente, io non ho le prove. Flocker ha detto che il colonnello ha fatto delle indagini nella caserma, ma tutti si sono defilati e che non si... Allora ho detto, guardi, vengo con il ragazzino, mi piazzo davanti alla caserma e glieli faccio riconoscere. Queste cose qua, queste piccolezze, queste sono delle forme di tortura, ripeto ancora, scusatemi se mi ripeto, che non è possibile. Ma come è possibile? Che cosa ha fatto Lauretta? Che cosa ha fatto? Io lì risulta che ancora Cristian Barcaccia gli deve dare dei soldi dai conteggi che ha portato lui, e quindi voglio dire, non solo, come si dice, cornuto e mazziato, non è possibile questo. È tutto un processo strano, a parte che c'ha, ecco, il molteplice è sul processo, ma non sulle considerazioni che ha svolto il Tribunale. Ci sono tutte varie cose, sono tutte separate. Ognuno ha il suo, perché ogni tanto mettono questo articolo 7, poi lo levano l'articolo 7, poi mettono il 416. Cioè, io francamente devo dire, a un certo punto, conoscendo queste persone, gli altri non li conosco, ma conoscendo queste persone, io penso di avervi tediato abbastanza. Però, francamente, mi pare... Questo fatto della tintoria è una delle cose più scandalose che siano successe, e praticamente, dimmi, l'ho già fatto. E quindi, signori della Corte, io francamente non sono un avvocato, sono l'avvocato Annaisa Garcea, che non ha niente da nascondere. Da 57 anni a questa parte io non credo che troverete una persona che vi possa dire che io mi sono comportata scorrettamente. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai. E quindi purtroppo certe volte, sai, i giovani sono così. E quindi io ritengo, guardi, allora, prima richiesta, assoluzione, deve parlare, io no. Sì, assoluzione, ho visto che si era alzato il consigliere. No, assoluzione per Luciano Casamonica. Allora, i 3 capi di imputazione, che c'è lui solo, Alabiso, Coppola e Barcaccia e quell'altro, e l'altro qual è? E il terzo, quello insieme con la Lauretta, assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non l'ha commesso. E comunque in subordine un 530 capoverso. Naturalmente esclusione in primis da tutta possibilità di associazione, cioè il reato associativo. Luciano, dovete metterlo fuori, perché anche gli unici 2 procedimenti che aveva e che sono stati dichiarati estinti era sempre single e mai in combutta con nessuno. Cioè il secondo sì, ma insomma è una fesseria, 1 anno e 4 mesi per un Casamonica è proprio legale. Per quello che riguarda i capi di imputazione insieme a Lauretta, assoluzione perché è la stessa Barcaccia che lo scagiona e che comunque va contro ogni logica e ogni cosa. Poi, per quello che riguarda Lauretta, io ritengo che non ci sia assolutamente nessuna prova, ma neanche nessun indizio che lei abbia commesso i reati che le vengono contestati. Io posso parlare forse che può essere petulante, può essere, ma la larvata minaccia è un'invenzione della procura che va cancellata, perché se è minaccia è minaccia, se è larvata è un'altra cosa, non c'entra. Le larvate minacce non esistono, ci vuole assolutamente una contestazione precisa di quale sia la minaccia. Ma che minaccia gli poteva fare questa povera disgraziata che l'hanno lasciata in mezzo a una strada praticamente? Quindi assoluzione anche per Lauretta, e quindi li consegno nelle vostre mani.
Io più di testimoniare quello che ho fatto non posso fare. Grazie Avvocato. Allora mi pare che per oggi non ci fossero altri iscritti a parlare. La prossima udienza è quella del 23 da calendario. In quest'Aula. In quest'Aula dove abbiamo le conclusioni dell'Avvocato Naso che sostanzialmente per molte posizioni sono sovrapponibili a quelle per cui ha già concluso il co-difensore e poi mi pare solo questo. No, Presidente, anche per Casamonica Salvatore, classe 88, Armando Sabato e Avvocato Belardi. Presidente, mi scusi, a quando è stato rinviato il processo? Allora un attimo, sì, avevo parlato a microfono spento. Quindi abbiamo detto semplicemente che ci stiamo riconvocando per la prossima udienza che si terrà sempre in quest'Aula, mentre quella del 29, dove concluderemo, si terrà presso l'Aula di Rebibbia. E sono in programma, sono iscritti a parlare i difensori di Cassamonica Giuseppe, dico bene? Pasquale, Emanuel e Tollicatia. Poi dovranno concludere anche per le residue posizioni l'avvocato Bruno Naso per le posizioni che sono residuate. Mi sembra che siano Cassamonica, vediamo un po', Celeste probabilmente, cioè tutti gli altri imputati per i quali ha comunque già concluso il co-difensore. Ecco, facciamo più brevemente a dire così, perché l'avvocato era insieme all'avvocato Ippolita Naso. E poi abbiamo Tollicatia, l'abbiamo già detto, vero? Il difensore di Di Silvio Gelsomina mi risulta anche che debba concludere, che è sempre l'avvocato Naso, insomma, sì. Quindi, Presidente, scusi, ho sentito Cassamonica Celeste, abbiamo concluso per lei, io e Capezzoni. sì, no, dico bene, Cassamonica Celeste, classe 63, è stato già definito. Sì. Perfetto, quindi gli ultimi difensori sono quelli che abbiamo citato. Ovviamente abbiamo citato il difensore e non gli assistiti, ma comunque insomma si intende che si tratta delle posizioni su cui già parte della conclusione è stata svolta dal co-difensore. Allora ci aggiorniamo alla solita ora, tra le 9 e le 9:30, dipende dai collegamenti poi, va bene? E la prossima volta ci saranno No, va bene, ma comunque alle 9:30 più o meno si riesce a... Nessun problema, si riesce a garantire che tutti i collegamenti vadano a posto. Va bene, allora ci possiamo scollegare. L'udienza è tolta. Presidente,